Io penso che stiamo vivendo senza dubbio un momento difficile, ma come tale bisogna affrontarlo, come diceva Pigou, con una certa apertura d'animo, pensando che comunque le crisi passano. Questo non impone però di avere un atteggiamento leggero, impone a tutte le parti sociali di doversi risvoltare le maniche e di fare il proprio ruolo, per cui impone al governo di dare un sostegno alle famiglie italiane, cercando di aumentare il reddito disponibile delle famiglie italiane perché possano consumare, impone alle imprese di investire per rinnovare, per fare innovazione sia di prodotto che di processo, per cui sono consapevole dello stato di difficoltà che stiamo vivendo, specialmente per il 2009 che sarà un anno senza dubbio difficile, ma sono anche sufficientemente convinto che grazie alla piccola e media impresa, che è la spina dorsale del sistema economico italiano, noi si abbia la possibilità come Paese di uscire prima da questo momento difficile. E il governo sta dando degli aiuti in tal senso, sta andando nella direzione giusta, servirebbe magari forse un po' più di coraggio, per cui degli aiuti un pochino più forti, senza dover scassare i conti pubblici, perché per l'amor del cielo non si risolve il problema con l'aumento del debito, ma sicuramente un intervento più sostenuto andrebbe anche ad influenzare quello che è il sentiment delle famiglie italiane, dando loro più fiducia di quella che hanno.